Allora, rischio quindi di lasciare e chiudere tutto, insomma, perché oppure bancarotta, non lo so. E invece, soluzione diversa, andare in forze, magari la cosa non è neanche nota ai palazzi romani, diciamo così, perché poi ci sono tante situazioni. Ehm, Cito degli esempi che mi sono balzati agli occhi parlando con alcuni, diciamo così, politici al tempo del precedente governo Montifornero delle grandi disgrazie, come sono stati presi dei provvedimenti che peraltro vi riguardano, attenzione. Ho sentito dire che se il sindacato avesse fatto delle manifestazioni fortissime, eccetera, probabilmente non si sarebbe addivenuti a dei provvedimenti così terrificanti nell'ambito delle pensioni o di questo e di quest'altro. Però è vero, non c'è stato il disastro, non hanno smontato i palazzi del potere, ci sono state pseudo manifestazioni e poi piangi sul lato versato. Poi c'è chi dice sono complici, tutto quello che te vuoi. Però c'è una debolezza di reazione in Italia, questo è un dato di fatto. Quindi non sono segnali, vuol dire che tutto sommato non è così grave la situazione. Uno può mungere, spremere, tirare finché non arrivi all'osso e questa è una percezione molto forte. Mentre nel sud sono compattissimi, lo dicono tutti i parlamentari, lo dicono i politici, quando c'è un'istanza, una mozione o qualche cosa, uniti, forti, no, non si può, qua, là, murettini e tutelano le loro posizioni. È un grave errore questo, non è che dovrete anche voi come sindacato, perché in fin dei conti rappresentate una categoria, un'associazione, quello che è, associazione, benissimo, andare a farvi sentire, sollecitare. Io chiedo perché magari rappresento un po' quello che possono anche immaginare i nostri telespettatori che se ne stanno invece Allora, a bisogna casa. distinguere il livello veneto dal livello nazionale. Il Perché vuol dire che Veneto, ancora qua si sta sì. bene o si rischia veramente la No, no, chiusura? si rischia di Ok. più qui, Ah, perché ok. ovviamente abbiamo delle strutture importanti e il livello di scolarizzazione, voglio dire, quindi i bambini accolti, il numero e il numero delle scuole è imponente qui nel Veneto. Ma la regione Veneto, e quindi i numeri che presenta il Veneto, la Lombardia, in parte il Piemonte, il Friuli e l'Emilia Romagna, non sono i numeri del resto d'Italia. Questo è il grosso Cosa problema. vuol dire non sono i numeri? Significa che se noi abbiamo 8.000 scuole dell'infanzia associate alla FISM a livello italiano e 1.100 quasi sono presenti nel Veneto, circa 1.500 sono presenti in Lombardia, i numeri sono presto detti, cioè due regioni fanno da sole praticamente un terzo del numero nazionale. E quindi fanno risparmiare un bel po' lo Sì, Stato. quindi la rappresentanza, anche il peso politico, diciamo, di queste due regioni nel contesto nazionale, quindi nel palazzo, quindi Certo. a livello di Parlamento e a livello di governo, la presenza e la pattuglia veneta e lombarda, non dico è limitata, però e già stiamo parlando di una scuola che è una scuola dell'infanzia paritaria, non stiamo parlando di tutte le scuole Ecco, paritarie le cosiddette. scuole paritarie che non sono allocate in Veneto, Sì. quindi non vi riguardano, vi sarete confrontati, vi le Sì, avrete sì. sentite, come stanno in altre regioni, In, mettiamola in in fortissima difficoltà. anche loro, quindi in tutto Sì, il sì, paese la stessa sì. Noi situazione. abbiamo tra l'altro un contratto, le nostre scuole associate hanno un contratto che è quello FISM, che diciamo è il migliore all'interno della categoria, perché gli altri contratti, per quanto riguarda i dipendenti, sempre all'interno delle scuole paritarie, sono più bassi. Cioè stiamo parlando, ad esempio, il salario d'ingresso è del 18%, 20% in meno su altri contratti. Quindi si Quindi arriva a quanto? Che cifra al mese per beh, si queste va un contratto d'ingresso intorno ai 1.100 euro circa, si netto, va. netto percepito o Sì, lordo? netto percepito per una laureata, eccetera. Peraltro, faccio una divagazione, noi a breve avremo un problema, lei diceva, ma perché per tempo non si è pensato? A breve avremo il problema degli insegnanti, nel senso che l'università sforna in proporzione alla scuola pubblica, che nel Veneto è decisamente minoritaria. Quindi, come dire, fra pochissimo tempo noi, una volta assorbite questi insegnanti dalla scuola pubblica, noi non riusciremo ad avere sostituzioni, quindi non lo so come faremo, è Ma uno con dei tutta la tanti problemi. disoccupazione che c'è? Esatto, però non c'è stato verso, le università sono state interessate, eccetera, non c'è verso. Cioè, ma La nel senso proporzione che... si fa sì. con la scuola pubblica, fine. Allora, lei Ah, consideri quindi voi non siete liberi di assumere chi No, volete? no, no, Venezia, no. no, Allora, devono il esserci i titoli. contingentamento delle nuove laureate che escono ad esempio all'Università di Padova, voglio dire, viene fatto sulle esigenze della scuola statale, non delle scuole paritarie, non dalla somma di entrambe. Quindi è evidente che è un contingente sempre inferiore rispetto alle reali necessità. Negli altri paesi europei, voglio dire, esiste la scuola
pubblica, diciamo, è formata appunto dalle due gambe, le private paritarie e appunto le scuole statali. Questo è il servizio educativo e scolastico pubblico, come in Italia. Il contingentamento, quindi i futuri insegnanti che escono all'università, viene fatto sul numero totale e addirittura con una piccola aliquota di disoccupati, dai quali pescare per ragioni legate magari alle maternità delle docenti e altro. Ecco, in Italia non funziona così. Il dimensionamento delle nuove insegnanti, quindi del loro numero, nelle università viene fatto sulle esigenze statali, quindi siamo sotto organico già ancora prima di partire. La buona scuola di Renzi, quindi stiamo parlando della riforma prevista dal governo, cita l'infanzia all'interno del documento, quindi all'interno del documento della riforma, 2 volte, per anticipare eventualmente all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, la scuola materna, la lingua inglese, e per inserire la scuola dell'infanzia nel sistema di valutazione nazionale. Stiamo parlando di Invalsi e altro. Non c'è nessun problema per quanto riguarda la misura delle scuole, gli esiti educativi e quant'altro, già lo stiamo facendo, quindi non è assolutamente un problema. Prendiamo atto che di infanzia lì dentro, e soprattutto paritaria, non c'è nulla. Quindi non è tanto buona scuola, no, insomma. assolutamente. Per quanto ci riguarda è un documento assolutamente monco di una delle domande fondamentali, soprattutto sul segmento 06, fondamentali, che sono le scuole paritarie. Questa è la legge di stabilità. Questa è la buona scuola, quindi in sostanza il documento programmatico di riforma della scuola proposta dal governo. L'avete reso palese, avete fatto delle azioni, siete andati assolutamente. in Adesso la ministero? consultazione chiuderà il 15 di novembre, consultazione pubblica e quant'altro. I portatori di interesse, quindi diciamo le associazioni a livello nazionale come la nostra, non hanno fatto presente, quindi diciamo i temi sui quali... Che risposta avete ottenuto? Per il momento nulla, nel senso che c'è stata un'audizione, è stato presentato il documento nel quale aspettando? E stiamo aspettando, poi si vedrà se verrà emendato quel testo, se verrà integrato, io lo dubito fortemente. In quel documento, la buona scuola, è previsto ad esempio che i famosi 150.000 insegnanti che verranno messi in ruolo. Allora, siamo chiari su questo, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Il presupposto di quella riforma e di quel documento è stato in larga parte il superare la procedura di infrazione europea che avrebbe comminato all'Italia una multa salatissima perché continua a utilizzare dei precari all'interno della scuola, statali in modo particolare. Ci siamo? Bene, questo è stato il presupposto, uno dei presupposti, forse il più importante, per fare quel progetto di riforma, perché bisogna immettere in ruolo 150.000 precari. Da settembre 2015 in avanti, con il prossimo anno scolastico, verranno immessi in ruolo a regime 150.000 precari. Va benissimo, non stiamo qua a discutere su questo. Il problema dove sta? Pescando quei 150.000 precari dalle graduatorie ad esaurimento, okay, le andranno praticamente a svuotare. In quelle graduatorie sono presenti anche le nostre insegnanti, che insegnano tuttora da noi, ma che sono iscritte presso... Sì. E quindi rischiate anche il rischio è matematico, che ci sarà una transumanza di, come si diceva prima, di insegnanti, di docenti dalle scuole dell'infanzia e anche primarie paritari verso lo Stato, saranno circa 60.000 a livello italiano. Noi siamo fortemente a rischio. Nella mia scuola, io porto il mio esempio, su 5 sezioni, 4 insegnanti sono iscritti alle GAE, cioè alle graduatorie di esaurimento. Se dovessero, con il prossimo anno scolastico, essere messi in ruolo dall'altra parte, noi dovremmo trovare 4 insegnanti e non ci sono. Chiarissimo. Allora, detto questo, siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio della vostra partecipazione, vi terremo aggiornati su quello che potrà andare a succedere. Naturalmente auspichiamo che riescano a sortire dei risultati. Ci sono state anche delle assemblee sul territorio, come dicevamo, e quindi si stanno muovendo. Voi naturalmente potete scriverci, fare le vostre osservazioni come sempre. Ringraziamo i nostri ospiti e a voi di averci seguito. Appuntamento come sempre domani. Grazie. Grazie a voi.